quindi non possiamo fare chissà quali progetti. Però questo credo sia un segnale importante che l'amministrazione dà ai cittadini, anche alle persone più in difficoltà, in quanto vogliamo inculcare nella nostra popolazione che il rispetto per l'altro, ecco, per la persona che non ci sta vicino, che magari non ci facciamo caso, perché è capitato sicuramente a chiunque di parcheggiare anche per 5 minuti in questo posto riservato, che è anche una violazione del codice della strada, ma è anche lo schiaffo morale che si dà alle persone che soffrono un disagio. Quindi questo speriamo di dare sia una botta morale che alla città, ma anche un ammonimento per dire vediamo un attimo quello che stiamo facendo e rispettiamo gli altri. È mancato per via, diciamo, una malattia, insomma, un suo ricordo, un momento, una parola, insomma, in merito. Sì, esprimo un sentimento di estremo dolore nel pensare che Gianni Urtolamondo ci ha lasciati. È stato un mio assessore, un ottimo mio assessore, un anno di lavoro intenso, mi ricordo tanto della sua caparbietà, della sua forza, la sua volontà di far valere le sue idee. Ha lavorato tantissimo per l'amministrazione comunale e per tutta la città di Agrigento. Una cosa che ci ricordiamo un po' tutti è stata la perseveranza nella campagna che ha fatto per lo spazio ai disabili, cosa che, diciamo, prima il comune era un po' carente, lui si è impegnato in maniera, tra le tante cose, anche su questo argomento. Sì, lui si è impegnato tantissimo proprio su questa campagna, ha portato avanti dei progetti, degli altri sono rimasti incompiuti e io proprio spero in suo ricordo di farli portare avanti dal suo successore.